Raffaele è una città viva, è una città che vuole scommettere su se stesso, è una città che ha deciso da sola di lottare contro lo spopolamento. I nostri giovani devono rimanere nella nostra comunità e grazie agli imprenditori che hanno deciso di scommettere e di scommetterci stiamo cercando di farcela. È una delle poche comunità che sta vivendo meno lo spopolamento che molte altre comunità stanno vivendo e di questo bisogna ringraziare tutti coloro che permettono ai nostri giovani di non andare fuori. I giovani devono decidere ed è un cambio culturale che stiamo cercando e forse per un po' ci siamo riusciti. Quello di andare alla ricerca del posto pubblico, di andare a fare vela al nord per meno di 1.100 euro, non potendo pagare neanche l'affitto. Devono rimanere qui, devono cercare a fare dei corsi per riprendere i vecchi mestieri perché abbiamo molto bisogno di giovani che fanno i meccanici, gli idraulici, i falegnami, i fabbri e quant'altro. È necessario rivivere di nuovo e di andare a riscoprire i vecchi mestieri.